Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Proseguiamo la lettura di questo avvincente testo ad opera di Franz Bardon, Frabatto il Mago. Prima però di proseguire vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale se ancora non l'avete fatto e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e sui social nei quali appunto interagiamo con voi quotidianamente. Vediamo dunque come prosegue questa storia. Abbiamo cominciato il capitolo 1 e adesso lo portiamo avanti, così che sentiremo come prosegue questo straordinario libro. L'applauso entusiasta del pubblico alleggerì la tensione. Quando tutto fu nuovamente calmo, Frabatto continuò. Mi piacerebbe ora chiedere ai 3 volontari di lasciare la sala, accompagnati da 2 osservatori neutrali. Un gentiluomo con gli occhiali ed una donna in abito scuro accettarono di accompagnare i volontari. Per dimostrarvi gli effetti del magnetismo in connessione con il potere della volontà, ora caricherò questi oggetti con degli effetti molto particolari che avverranno istantaneamente, non appena saranno toccati da qualcuno. Mi piacerebbe sentire da voi quale tipo di effetti vorreste. Per favore, ditemi quali risposte questi 3 oggetti devono suscitare sulla prima persona che li toccherà. Un uomo nel mezzo della sala suggerì che l'orologio d'argento doveva provocare una sonora risata. Frabato accettò. Il secondo suggerimento anche fu accordato: il portafoglio avrebbe provocato il pianto. Restava da dare un suggerimento per la collana. Una donna in prima fila disse: poiché questa collana ha portato sfortuna ad un certo numero di persone, suggerisco che sia preparata in modo che la prima persona che la tocchi sia forzata a gettarla via con disgusto. Un prolungato applauso rese inutile ulteriori discussioni. Frabato sistemò gli oggetti sul tavolo, lasciando un ben definito spazio tra di loro. Restò completamente immobile davanti a ognuno e con intensa concentrazione fece qualche movimento con la mano destra su di essi. Poi si rivolse nuovamente al pubblico. Signore e signori, il mio lavoro è compiuto. Per evitare che qualcuno possa accusarmi di usare l'ipnosi, ora andrò nel mio camerino. 2 osservatori neutrali del pubblico mi accompagneranno lì e poi riporteranno dentro i volontari, chiedendogli di riprendere ciò che gli appartiene. Io ritornerò sul palco esattamente tra 10 minuti. Frabato lasciò la stanza accompagnato da 2 gentiluomini che ritornarono poco dopo con i volontari e le loro scorte. Alquanto dubbiosi, la donna bionda, il giovane e la donna anziana si avvicinarono al tavolo. Nel pubblico la tensione cresceva. Giunti sul palco, i volontari furono informati dai 2 gentiluomini che li accompagnavano che potevano riprendersi le loro cose e ritornare ai loro posti. La bionda aveva fretta. Con un rapido gesto afferrò il suo orologio e un istante dopo ruppe in una risata contagiosa che velocemente si diffuse attraverso l'intero pubblico. Mentre tornava al suo posto nella sala, gli altri 2 volontari restavano in piedi esitanti, alquanto attoniti. Poi il giovanotto raggiunse il suo portafogli. Non aveva ancora finito di metterselo in tasca che iniziarono a scendergli le lacrime sulle guance e, scosso dai singhiozzi, nascose la faccia tra le mani. Recuperò il controllo dopo qualche momento e lasciò il palco accompagnato dagli applausi. Avendo visto cos'era successo agli altri volontari, la donna anziana restò ferma davanti alla collana senza saper che fare. Alla fine coraggiosamente la raccolse, ma subito dopo la lanciò in un angolo del palco. Poi, ancora stupita dalla sua stessa reazione, accettò che un gentiluomo l'aiutasse per riavere indietro la collana, mentre gli applausi risuonavano dal pubblico. Appena non ci fu più nessuno sul palco, la porta della sala si aprì e Frabato riapparse, accolto entusiasticamente dall'uditorio. A grandi balzi ritornò sul palco e disse con un sorriso: «Che grande atmosfera qui! Sembra che abbiate gradito lo spettacolo. Ora vorrei chiedere a 10 persone che sono afflitte da un qualche tipo di malattia di venire sul palco». Numerosi spettatori si affrettarono verso il palcoscenico. Le 10 sedie dietro il tavolo furono rapidamente prese e ci furono molte persone che furono costrette a ritornare ai loro posti. Frabato andava da uno all'altro, fermandosi davanti a ogni persona per pochi secondi e poi, usando la terminologia medica appropriata, descriveva la malattia di ognuno. Gli infermi si mostravano sorpresi della sua diagnosi rapida e corretta.
Infine egli disse: «Miei cari invitati, posso notare dalle vostre espressioni che avete moltissima confidenza in me e che vi aspettate una guarigione completa dalla vostra malattia, o quantomeno un sollievo. Con l'aiuto del potere della mia volontà addestrata cercherò di aiutare tutti il più possibile. Sebbene una cura completa potrebbe non essere possibile immediatamente per i casi gravi, posso quantomeno promettere a tutti un significativo miglioramento. Per favore restate seduti e calmi e in una posizione rilassata e confortevole». Egli richiese anche il silenzio del pubblico e si mise a sedere sulla poltrona così che tutti potessero vederlo chiaramente. Frabato chiuse gli occhi ed in pochi secondi sembrò essere diventato completamente rigido. Dopo un minuto riaprì gli occhi, saltò dalla poltrona e chiese ai suoi pazienti come si sentivano. «Eccellente, meraviglioso, che sollievo!» furono le risposte. I volti dei pazienti risplendevano sotto l'influenza della cresciuta vitalità ed ognuno di loro espresse i suoi personali ringraziamenti prima di lasciare il palco. «Questa è la fine dello spettacolo di oggi», annunciò Frabato. «Tuttavia vi invito tutti alla mia prossima esibizione che si terrà dopodomani. Buonanotte a tutti voi». Andò nel suo camerino mentre gli applausi continuavano. Poco dopo lasciò l'auditorium tramite una porta laterale e prese un taxi per tornare al suo hotel. Giunto lì ordinò un rinfresco e chiuse a chiave la porta della sua stanza. Aveva appena completato le meditazioni che eseguiva ogni sera prima di andare a dormire, che qualcuno bussò alla porta. Il fattorino si scusò per averlo disturbato a tarda ora e lo informò che un gentiluomo ora necessitava parlargli urgentemente. L'attendeva nell'atrio dell'hotel. Pensosamente Frabato guardò lo strano biglietto da visita che il fattorino gli aveva portato. Al centro del biglietto c'era un grande cerchio. Al suo interno vi era un cerchio più piccolo, sopra il quale vi era un triangolo con una croce. Ai lati del cerchio grande vi erano 2 draghi. Sul retro del biglietto c'era solo il nome Hermes. Il biglietto era stampato in oro. Dopo una breve riflessione, Frabato diede istruzioni al ragazzo di accompagnare il visitatore nella sua camera. Qualche minuto più tardi egli accolse un raffinato gentiluomo ben vestito dai capelli brizzolati. Era quasi mattina quando lo sconosciuto lasciò l'hotel. Il suo viso stravolto sembrava suggerire che aveva vissuto un'esperienza straordinaria. E questo capitolo è concluso. Ci ritroviamo dunque domani per iniziare il secondo capitolo. Spero che la lettura fino ad ora vi sia risultata avvincente. Vi ricordo che questo è uno dei testi che hanno formato la mia personalità magica, ma anche il mio percorso di ermetista. Vi invito dunque a seguire le prossime letture così che comprendiate quale straordinario dono questo testo porta con sé e il desiderio che sicuramente anche in voi innescherà di studiare e di saperne sempre di più. Se ancora non lo avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e di iscrivervi anche al mio canale, che vi aspettiamo con gioia e con grande entusiasmo. Veniteci a trovare anche sui gruppi Facebook e mi raccomando, tornate a sentire come continua la storia di Frabato il Mago. Vi ringrazio e a presto dalla vostra Hildegarda.